Ben ritrovati a Sette Sera, continuiamo a parlare del nostro mondo del lavoro, parliamo della possibilità per la reale professionalità insieme a Nicola Boggian, ben ritrovato, a Marzia Oggiano, ben ritrovata, e ben ritrovato anche a Elio Borgonovi. Eccoci qua, allora abbiamo visto che ci sono molte problematiche per quanto riguarda la professionalità soprattutto dei giovani, ma dei giovani che intanto crescono e un posto di lavoro fisso non riescono a trovarlo. E allora adesso capita questa situazione cerchiamo però di pensare ad un futuro migliore, un futuro che però deve essere vicino. E allora io vorrei iniziare raccontandovi di una ottima iniziativa che ha raccolto più di 100.000 giovani che avevano voglia di esserci, di farsi vedere. Si chiama Forum della Meritocrazia, si parla proprio del valore del merito. Esatto. Allora, la prima cosa importante è che diciamo che è proprio importante parlare del merito, perché in Italia spesso tanti pensano che sia importante di parlare anche di altre cose, dell'Unione Europea, dei flussi finanziari, mentre per noi una priorità per il nostro Paese è quella di creare dei percorsi dove il merito si possa esprimere, dove ci siano le persone giuste al posto giusto, dove prevalgano criteri che valutano le persone per quello che fanno, per i progetti che hanno seguito e non solo per la raccomandazione, la conoscenza e quant'altro. Fondamentale è il turnover, dare possibilità ai giovani di entrare non però in ruoli di supporto, ma in ruoli manageriali, in ruoli strategici per le organizzazioni. Secondariamente il forum è nato anche per dare il valore dell'esempio, per cui spesso si parla sempre di casi negativi, la percezione della mancanza di merito è più forte poi della realtà. Dobbiamo far vedere invece che ci sono tanti esempi positivi di persone che ce la fanno sia nel pubblico che nel privato. Spesso in Italia c'è anche un po' la paura di esporsi e di far vedere le storie positive. Noi come Forum della Meritocrazia vogliamo raccoglierle, metterle in rete, raccontarle e approfondire il tema del merito anche con interlocutori tecnici e bravi, competenti nella loro materia e senza fare inutile demagogia. Certo, può essere anche comunque un momento di scambio per mettere vicino i giovani a delle realtà che sembravano inavvicinabili. Invece così un primo scambio, un primo accesso a questo mondo del lavoro. Ancora un secondo sul forum per capire come è stato preso dall'opinione pubblica, perché so che è stato preso bene e fra pochissimi giorni ci sarà una giornata molto importante. Sì, è preso molto bene, soprattutto come risultato abbiamo fatto questa iniziativa a Notte dei Talenti a Milano e sono arrivate più di 1200 persone, vi assicuro che in un momento come questo portare tante persone fuori non è facile. Bene anche dalla stampa, anche se dobbiamo tirare un po' le orecchie qualche volta agli operatori del settore perché tendono un po' magari a ascoltare sempre i soliti interlocutori, a dare pochi spazi a delle voci nuove, anche agli stessi giovani, per cui se vogliamo che i giovani esprimano le loro idee, gli operatori del settore della stampa devono dare spazio loro. E l'obiettivo di stasera è questo, dare spazio alle novità ai giovani ma anche alle nuove idee, ai nuovi sistemi, per cui adesso riflettiamo su questo. Abbiamo detto che ci servono dei nuovi criteri. Allora cerchiamo di individuarli, di individuare delle linee base su cui poi puntare. Allora professore, parto da lei perché direttamente dall'università, dal primo contatto con i giovani, che cosa ci servirebbe cambiare? Ci servirebbe dare attuazione alle idee che condividiamo, perché il nostro paese, ma devo dire che anche all'estero, anche una certa cultura che si è affermata nel mondo occidentale, spesso diciamo si appropria di certi concetti e poi non li applica fino in fondo. Probabilmente in altri paesi sicuramente il merito magari è più riconosciuto, però accettato il discorso del merito, io tendo a dire, primo, che l'università deve avvicinare maggiormente l'insegnamento al mondo delle imprese, delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni non profit, NGOs internazionali e via. Secondo, deve comunque aiutare i giovani a capire che il passaggio non è mai semplice. Terzo, deve essere la prima a dare questo messaggio, a investire nei giovani. Insomma, ci dovrebbe essere anche all'interno dell'università una maggiore mobilità anche a favore dei giovani e non andare a salti. Certo. No? Per cui, invece proviamo a entrare nella realtà delle aziende, proviamo a pensare se non potrebbe essere meglio pensare al merito
come un piccolo dovere. Le aziende, comunque le istituzioni che offrono del lavoro dovrebbero mettersi alla prova guardando veramente i crediti curricolari. Potrebbe essere forse un input. Guardi, io devo dire una cosa, purtroppo il dramma vero di questi mesi e di questi anni è che bisogna creare nuovi posti di lavoro. Questo purtroppo è il tema fondamentale. E poi certo bisognerebbe sgombrare il campo da tanti pregiudizi. Io penso ad esempio alla dispersione di risorse che deriva al Paese dalla disoccupazione femminile. C'è tutta una parte del Paese che può esprimere talenti, che esprime capacità e che invece è tra le fasce che ha maggiore difficoltà ad entrare. E quindi ad esempio per garantire buona occupazione, per garantire l'accesso a tutti, bisognerebbe sgombrare il campo da tanti pregiudizi, ad esempio sulla maternità o sulla presenza. Se posso introdurre un elemento a proposito di merito e di premialità legata al merito, magari il professore mi potrà supportare in questo. Uno degli elementi che ancora nelle aziende si valuta non è la qualità della presenza, ma la quantità della presenza. Allora, se si parla spessissimo di divario salariale tra uomini e donne, è ovvio che il divario non è dato dai minimi contrattuali. Fortunatamente abbiamo una Costituzione, una legislazione che sancisce la parità. La disparità che esiste dove nasce? Dal fatto che molto spesso la premialità è legata alla presenza fisica in azienda, alla disponibilità della presenza. Siccome le donne molto spesso non, perché sappiamo e non apriamo l'intervento su questo, quanto ancora dell'attività extra lavorativa gravi sulle donne, sono meno presenti fisicamente, però le statistiche dimostrano che la qualità della prestazione non corrisponde alla quantità della presenza. Quindi questo, se vogliamo, è un elemento che andrebbe molto considerato rispetto alla valutazione del merito. Io su questo aggiungerei che ci sono proprio, oltre a quelli da lei citati, studi e via, ci sono proprio degli studi, oppure basta andare in alcuni paesi e si vede che la gente finisce alle 5:30 perché poi se ne torna con le metro, no, nelle case, nelle periferie di Londra e via, oppure al venerdì partono, mentre in Italia in Italia e forse in qualche altro paese c'è quest'idea della quantità. Sì, noi diciamo che come merito quello che contano sono i risultati, per cui se uno valuta i risultati non valuta quanto uno stia lì. Poi come forum adesso stiamo organizzando questa giornata a Roma che chiama Giornata della Meritocrazia. Noi stiamo lavorando in due modi: da una parte stiamo ascoltando la voce del web, per cui chiunque può scriverci, può vedere il nostro sito internet www.forumdelameritocrazia.it, rispondiamo a tutti, siamo molto presenti con i social network, Facebook, LinkedIn e quant'altro. Dall'altro lato cerchiamo di avere un dialogo anche con le istituzioni, per cui il 19 giugno a Roma incontriamo alla Camera dei Deputati il Presidente della Camera, onorevoli importanti, imprenditori, per fare un dibattito serio su quello che è il merito all'interno del Paese. Assolutamente, sarebbe forse utile anche far passare l'idea di costruire una rete, cioè di non andare avanti, vado io, devo riuscire a farcela, devo essere assunto io solo a tempo indeterminato e si combatte. No, una rete di giovani forse può farcela di più, si cambia proprio un modo di pensare. Ecco, io aggiungerei un ulteriore elemento. Il merito oggi è legato ai risultati, ma è legato anche alla capacità di stabilire relazioni e di creare un ambiente di lavoro positivo per tutti. E seconda cosa, il merito non è più legato semplicemente a conoscenze tecniche, deve essere legato un po' anche a conoscenze di come va il mondo che ti sta attorno e a quella che è la responsabilità sociale. Il 30-31 di maggio si è svolto in Bocconi l'8ª edizione del Salone sulla responsabilità sociale. Due dei temi erano lavoro e relazioni. Allora, questo vuol dire che le imprese, le amministrazioni pubbliche devono investire in questo che si chiama capitale sociale. Assolutamente. Perché questo è l'aspetto di merito, non so se la vostra esperienza porta su questa linea, perché i cosiddetti cervelloni
che sono chiusi, che sanno tutto loro, oppure io mi ribello un po' all'idea che dobbiamo fare il rientro dei cervelli, preferisco dire io vorrei il rientro di persone, perché il lavoro è fatto sì di cervello, di razionalità, ma è fatto di emozioni, di relazioni. Sì, sì. Quindi, ma in questo momento noi siamo in un'economia di servizi, per cui proprio la capacità relazionale, saper incidere in un momento preciso è fondamentale, per cui la selezione, la capacità del singolo individuo e non solo l'aspetto tecnico diventa importantissimo. Un pochino tiriamo le orecchie anche al cittadino, alle imprese e quant'altro che sul tema del non merito... tiriamo le orecchie a nessuno questa sera. Voglio chiudere su un aspetto, questo aspetto relazionale è fondamentale nel lavoro pubblico. I servizi pubblici sono sanità, educazione. È evidente che c'è tanta parte della persona che si esplica nell'attività. Essere additati come il nemico pubblico, come è stato fatto in questi anni, sicuramente non aiuta. Assolutamente sì. È saltato fuori la mia anima e le lavoratrici di pubbliche, docente che si occupa di in pubblica questi amministrazione. anni tanto sono riusciti comunque a mantenere valore alla propria attività nonostante gli attacchi. Diciamo che tutti dobbiamo investire un pochino più sul merito e seguire le iniziative del merito più attentamente. Sì, assolutamente sì, che Lo si parli faremo. del nostro merito, esatto, del merito altrui, perché lo spazio va dato alla competenza flessibile, alla qualità, all'eccellenza, perché siamo un paese che può dare moltissimo, dobbiamo concentrarci su questo, se no dalla lavoro. crisi, esatto, non ne usciamo. Allora, grazie infinite, continueremo a parlarne perché è un argomento veramente interessantissimo, adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché ci sono gli appuntamenti del venerdì, a tra poco.